È una struttura che a mio avviso porterà tantissima gente a Ioppolo, che svilupperà di molto questo paese, che darà anche delle soddisfazioni da un punto di vista occupazionale. Siamo soddisfatti e crediamo anche in questo gruppo di ragazzi che si sono aggiudicati questa gara e che porteranno avanti bene questa struttura e la miglioreranno perché ci sono ancora tanti lavori da fare. E chi verrà a Ioppolo potrà venire a passare tutta una giornata a divertirsi, giocare, ci saranno anche degli animali, cioè ci sarà tante e tante altre cose. È una struttura che bisogna migliorare, che bisogna incentivare e che sicuramente ci darà delle grandi soddisfazioni a tutti. L'amministrazione comunale ci crede e darà tutta la mano che ci sarà, bisogna coinvolgere ora le scuole prima che chiudano e tenersi pronti per l'apertura per cercare di portare tutte le scolaresche qui a Ioppolo. L'apporto dell'amministrazione sarà di collaborazione, di sponsorizzazione e di cercare dove è possibile intervenire per cercare anche di risolvere le problematiche che si possono presentare. La gente ci crede, io ho dei riscontri grossissimi di molta gente che già è venuta a visitare, che già si è prenotata, i ragazzi mi dicevano che ci sono gruppi di 80-100 persone che già si sono prenotate per le successive giornate.